L'ospite della domenica è David Coco, benvenuto, attore catanese versatile, fa miniserie, serie televisive, teatro, cinema, qualunque cosa. Grazie di essere qua. Grazie a voi, a te per l'invito e buona domenica a tutti. Bene, allora, fra poco lo vedremo in Tre cose, tre. Una lunga serie televisiva intitolata Viola come il mare e poi 2 film per il cinema nelle sale, cioè Gli Immortali e Alla Luna, che usciranno in autunno più o meno. Sì, immagino di sì. La serie TV, appunto, Viola come il mare, è prodotta da Mediaset, quindi andrà sulle reti Mediaset. Immagino che il periodo sarà l'autunno. Ci vuoi accennare qualcosa? Sì, diciamo è la storia di questa donna che rientra a Palermo per motivi familiari in realtà, interpretata da Francesca Chillemi, e poi lì incontra questo poliziotto per varie vicissitudini che è Jean Yaman, e quindi da lì si dipanano tutta una serie di storie, sia di appunto storie le classiche storie di puntata. Il mio ruolo è un pubblico ministero che è diciamo, fa parte della storia orizzontale, cioè di quello che si svilupperà per tutto il periodo della serie. Fai molte interpretazioni che sono in Sicilia o più o meno e hai ruoli. Delle volte sei un magistrato, delle volte sei invece chi sta dall'altra parte qualche volta. Sì, devo dire che mi è capitato spessissimo dover raccontare, in questo caso si parla di una storia di pura finzione, chiaramente, quindi è un intrattenimento. Altre volte, spesso mi è capitato di dover ora interpretare. ora ne parleremo. Gli Immortali alla Luna sono, se vogliamo dire, scusami per ragioni di tempo, due parole sì. così. Gli Immortali è un rapporto ritrovato tra un padre e una figlia, quindi questo padre che rientra dai suoi viaggi per lavoro, rientra e ritrova la figlia con cui in realtà non è che aveva perso un rapporto positivo, filiale, soltanto che era c'era poca frequentazione, quindi c'è questo ritrovo con varie vicissitudini. Tu sei un padre nella No, vita? io non sono un padre. No, sei... No. Quindi come dire, mi baso molto appunto sul concetto di recitazione in questo caso. Un attore bravo come te, non c'è. Mentre Alla Luna è un horror, Alla Luna è un horror, per cui è interessante perché il cinema italiano sta frequentando ormai da un bel po' di anni i cosiddetti generi, che un poco aveva un po' perso, c'era rimasto soltanto quello della commedia. Invece... Senti, ma ti abbiamo visto nel film TV su Rai 1, bellissimo, il Rinascere, dedicato a Manuel Bortuzzo, dove tu eri il suo mentore, un'interpretazione bella e una storia fantastica. Quella è una storia, sì, straordinaria, anche drammatica, perché appunto, essendo realmente accaduto tutto ciò, devo dire che il pensiero delle vicissitudini di questo ragazzo è abbastanza forte da sostenere, perché comunque indubbiamente a questo ragazzo è proprio cambiata la vita. Bravo lui, coraggioso lui, che ha saputo affrontare tutto ciò. E poi tra l'altro il mio personaggio, questo Davide, che è un traumatologo, è appunto un traumatologo con cui lui ha iniziato un grande rapporto di amicizia, perché gli ha dato una speranza in più, che in questo caso è... Che cosa gli dicevi in particolare? Ma il fatto che Davide, il mio personaggio, in realtà aveva subito una lesione simile a quella che aveva subito Manuel, e in qualche modo era riuscito, diciamo, a riprendere una vita, tra virgolette, normale, quindi deambulava, anche se in maniera molto particolare, però riusciva a rimettersi in equilibrio. Quindi
partendo dalla propria esperienza, in qualche modo lo spingo ad andare avanti, certo, a non abbattersi. Quindi hai cominciato nel 94 al cinema con vari film, noi adesso vediamo un brano, un momentino della Bella Società di Giampaolo Cugno. Vediamo, così poi lo possiamo commentare insieme. Perfetto, così si guarda così. Non andare, non ci devi andare da lì. Drammatico. Ah sì, sì, diciamo che il contesto, diciamo, più o meno è quello. Sono due fratelli che rimangono orfani e quindi si crea un rapporto molto stretto tra i due, specialmente il fratello maggiore cerca di tenere, di guidare il fratello minore, che in questo caso era Marco Bocci. Una storia, devo dire, molto, molto bella. Bello. La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito, questa deve essere... Vediamo un attimo anche questo, un momento. Lei poi ti scalda. Io faccio Saverio bello. Vitrano, produttore di scorze di cannoli. Non ci ho capito una beneamata fava. Il mio personaggio è il padre di Anna Andrea e insieme a Barbara Tabita facciamo questa coppia di genitori leggermente oppressivi. Dormiamo! Vogliono dormire! Facciamo un quartetto cetra straordinario per le due coppie di genitori, cioè noi da una parte, Vitrano. Bellissimo, perché qui nel filmato tu già spiegavi quello che avresti potuto dire. Ma questa qui che è chiaramente una commedia, appunto, con i soldi spicci, dove chiaramente mi sono divertito tantissimo, si vede. è divertente, no? Perché sai, poi siccome un po' così c'è il... Tu hai un bel personaggio, però. Ma sì, perché se faccio il padre di Anna Andrea, e anche la possibilità di lavorare, di lavorare anche sulla commedia, quindi certo. non magari sempre su ruoli drammatici. Poi ogni tanto un po' di leggerezza fa bene. Un bravo attore come te sa fare tutto, compreso anche momenti come questo, che è il delitto Mattarella. Piersanti Mattarella, il presidente della regione assassinato dalla mafia nell'80, di Aurelio Grimaldi. Eccolo qua, anche qui una clip breve. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. E lui, ne sono certa. È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità, è una mortificazione. Se mi dovesse accadere qualcosa, lei dovrà dire che è certamente veramente. Sicuramente, giustamente Aurelio ha voluto fare un omaggio Grimaldi. a Aurelio Grimaldi, il regista, ha voluto fare un omaggio alla figura di Piersanti Mattarella, che è una figura fondamentale di tutto ciò che è quell'insieme di persone che hanno lottato in prima linea contro l'organizzazione mafiosa, ma in realtà per le cose giuste, perché nel caso di Mattarella probabilmente c'è stata una sorta di correità per quanto riguarda il suo omicidio di più elementi, non soltanto dell'elemento mafioso, perché fondamentalmente Mattarella
aveva iniziato un cambiamento strutturale proprio della politica in Sicilia. Il fratello del nostro Presidente della Repubblica. È ancora un personaggio drammatico, un personaggio bellissimo, ma che fa una fine drammatica purtroppo, è quello di Ninni Cassarà nella miniserie Qui siamo in televisione. Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, diretto da Andrea e Antonio Frazzi. Anche qui abbiamo un momento da rivedere insieme con il nostro David Coco. C'è il naso dentro le banche. In tutte quelle che sarà necessario, nessuna esclusa. Lo sai cosa scatenerà questo? È appena arrivato questo fax da New York. Gli agenti federali hanno sequestrato 8 kg di eroina proveniente da Roma a un belga, un certo Albert Gillet. Pare che l'eroina fosse nascosta in contenitori di metallo che di solito vengono utilizzati. Una figura veramente importantissima, perché era uno dei collaboratori più stretti del giudice Falcone, che purtroppo fa una fine terribile. Sì, beh, come praticamente quasi tutti gli esponenti, o comunque quelli davvero impegnati in quel periodo lì, esponenti della legge, della giustizia. Sì, Cassarà, tra l'altro c'è una scena in questo film che è particolare, almeno per quel che mi riguarda. Ho sempre un ricordo molto, molto forte, un momento in cui ci viene detto, a me e a Falcone, subito dopo l'omicidio di un mio uomo, cioè di un uomo della squadra mobile che faceva la scorta a Falcone. Ci redarguisce questo magistrato come se noi avessimo lavorato male, come se noi avessimo dovuto lavorare in un'altra maniera, con più attenzione. E lì c'è un momento in cui Cassarà si arrabbia. E devo dire che a fine di quella scena era strano, perché non sapevo bene se rientrava nel lavoro della recitazione o se ero proprio io che mi stavo realmente incazzando. Sì, evidentemente, perché poi secondo me è inevitabile questo coinvolgimento per chi è siciliano, per chi c'è nato e cresciuto in questa terra, perché noi comunque abbiamo vissuto e siamo cresciuti in questo contesto, certo. Quindi anche se non lo vivevamo, però ne subivamo un poco gli echi. Gli echi e i condizionamenti. Tu sei sempre poi rimasto in Sicilia oppure sei No, io ho vissuto per 20 anni a Roma. A Roma? Sì. E adesso? No, adesso sono tornato in Sicilia. Sei di quelli che tornano? Sì, io faccio parte di quelli che tornano, cioè un po'. Non sei il solo, come diceva il buon Tomasi di Lampedusa. Perché probabilmente, come diceva appunto il buon Tomasi di Lampedusa, si era già formata la crosta quando ero partito quando partì per Roma. Quindi dopo 20 anni. Nostalgia. Ma secondo me sono un po' tante cose, anche cambiamenti. Certo, desiderio anche di... Sì, di tornare, magari non era più necessario dopo 20 anni tornare a Roma. Adesso come ti sembra? Ma Catania mi sembra che abbia gli stessi pregi, gli stessi difetti di sempre, forse un po' i difetti sono aumentati, però io nel dubbio vivo ad Acireale. Ah, magnifica Acireale. Che diciamo ha secondo me, poi abito pure un po' fuori, per cui è un po' più confortevole. Certo, vivere in città chiaramente ha i suoi pro e i suoi contro, e devo dire che mi è bastato 20 anni di Roma per anche Roma non scherza com'è. No, ma Roma secondo me è diventata respingente. Almeno in 20 anni mi sembra che questo è ciò che abbia fatto, un po' essere respingente. Questi anni difficili che ci siamo messi appena alle spalle, speriamo, quelli del Covid, eccetera, come li hai vissuti? Ma io li ho vissuti un po' come tutti, cioè nel senso chiuso. Appunto con tutti i lockdown, poi è stato interessante, perché secondo me il primo lockdown è stato preso un po' da tutti con
anche con un'idea del concetto della novità, quindi c'era da parte di tutti una sorta di propositività. Si cantava al balcone, sì, si cantava, si faceva. Poi era interessante l'andrà tutto bene, perché l'andrà tutto bene è una locuzione che se tu senti al cinema, subito dopo c'è un omicidio, succede una tragedia, ma non sto scherzando, c'è in qualunque film. E purtroppo anche lì quando c'è qualcuno, un personaggio che dice all'altro non ti preoccupare, andrà tutto bene. Subito dopo verrà accoltellato alle spalle da qualcuno, ci sarà una tragedia. Quindi portaiella un po'. Pure queste cose, no, dico, però mi faceva ridere perché era un po' così, poi piano piano, evidentemente siamo andati in sofferenza da tutti i punti di vista, quindi lavorativi e sostanzialmente emotivi e strutturali proprio del nostro essere. Ti senti con qualche collega o collega uomo, collega donna, con chi sei più amico nel tuo ambiente? Amicizia, attori? Sì, beh, chiaro, poi è chiaro che nel nostro lavoro... Ah sì, tra l'altro c'era una sorta di schedule durante il lockdown, perché al di là del fatto che io mi ero organizzato benissimo, visto che avevo le mie cose da leggere, no? Uno veramente si organizzava un programma più che altro per mantenersi in vita. Certo. E uno doveva fare molta attenzione alle telefonate, perché in quel clima di lockdown il pensiero era tanto sarà a casa, dove deve andare. Giusto. E quindi uno faceva un po' attenzione, perché c'erano anche delle telefonate che potevano non finire mai. Ah, ecco. Sì, perché quindi sì, noi ci sentiamo, sì, va bene, però, un attimo, sì, però senza esagerare. Potevano pure non finire mai. Allora, torniamo indietro ancora e andiamo a vedere un brano di Eravamo solo 1000, e già la parola ci fa capire di cosa stiamo parlando. È con Daniele Pecci, Cristian Filangeri, la regia di Stefano Reali. Guardiamo. Uno, due. Scusa. No, stanno cercando un uomo che ha ammazzato 2 guardie. È stato ferito ad una spalla, ma è riuscito a fuggire. I patrioti dicono che sono riusciti a scappare grazie a voi. Ma come avete fatto a passarli a fil di spada? Io? Ma se non la so tenere neanche in mano una spada. Fatevi dare una spada e un paio di braghe se non volete morire in mutande. No, io non voglio proprio morire. Cosa vuoi ancora? Stai sempre qua? Beh, che personaggio è il tuo? Parliamo di un po' di tempo fa, no? Un personaggio era in realtà molto divertente, perché lui era diciamo una sorta di tutore di Cristiane, che è della contessa, baronessa, adesso scusami, non ricordo più. Comunque una nobildonna. Sì, era un letterato, quindi un uomo diciamo di concetto, non tanto di spada, di armi. Innamorato di questa donna. Questa donna aveva delle idee filo garibaldine, filo unitarie, quindi lui per amore di questa donna si ritrova a partire con i 1000, ma in realtà è semplicemente un caso, si ritrova lì e diventa, da che era l'espressione massima della pavidità, diventa un uomo coraggioso. Per amore, quando si dice per amore si fanno cose straordinarie. Le hai fatte tu nella vita di cose straordinarie per amore, nella vita? No. Grandioso, bravissimo. Adesso c'è Il cacciatore, che possiamo vedere, più recente, non è quello con De Niro, ma questa è una serie televisiva dove tu hai un ruolo importante, quello del magistrato Alfonso Sabella. No. O comunque ispirata alla storia di... cioè il ruolo, non parli del ruolo, perché come ruolo io faccio Bagarella. Mamma mia, il nemico. Vediamo, così ci chiariamo un po' meglio, dai. Personaggio Bagarella. No, questo appunto rispetto a quello che si diceva all'inizio, cioè il fatto di avere raccontato davvero tanta storia siciliana, che poi un poco come... diceva Sciascia, è un po' metafora d'Italia, perché buona storia italiana si è compiuta in Sicilia. Quindi, siccome poi ho interpretato
persone, cioè realmente esistite, parlo di Gaspare Pisciotta, parlo di In Segreti di Stato, Leonardo Vitale che fu il primo pentito di mafia. Che fu preso per matto. Sì, e poi appunto Cassarà, e poi Provenzano, e Mattarella, Bagarella, cioè in qualche modo davvero l'ho raccontata proprio passando da una fazione a un'altra, certo. tra virgolette. Che è diciamo molto molto interessante per un attore molto interessante, perché evidentemente ma la cattiveria di un personaggio dove la si prende? Ma guarda, io credo fondamentalmente che noi abbiamo tutto, a noi ci appartiene tutto, soltanto che parte di tutto ciò, di questi colori, mettiamola così, parte la frequentiamo perché per cultura, per educazione, eccetera, eccetera, parte non la frequentiamo. Quindi bisogna riuscire a essere bravi ad aprire quelle porte lì. Chiaramente è difficile aprire quelle porte lì, ma in realtà quello è. David Coco sarà a marzo dell'anno prossimo nel cartellone dello Stabile di Catania con 126 di Claudio Fava. Di che si tratta? Per chiudere. 126 io lo considero un racconto diciamo che è una sorta di realismo magico, è una vicenda che avviene tutta in un giorno, con questi tre personaggi che si raccontano e vivono in un contesto molto disagiato, quindi con dei ruoli anche abbastanza duri. Da affrontare, ma è molto interessante l'analisi che fa sempre Claudio Fava, appunto. In questo caso il testo è scritto a quattro mani con lo sceneggiatore Ezio Abbate. È molto interessante anche l'analisi che attraverso i personaggi fa Claudio un poco di questa realtà che spesso viene semplicemente giudicata come è chiaro che sia, ma entrarci dentro ha altri sapori, ha altre... E questa è anche l'abilità dell'attore. Grazie a David Coco, che ricordiamo vedremo prossimamente nella serie televisiva Viola come il mare e poi al cinema prossimamente con Gli Immortali e Alla Luna. Grazie ancora, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Grazie.